Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati nell'oroscopo del giorno, venerdì 12 novembre. Noi siamo pronti a partire con l'energia delle stelle di Radio.0 con tutte le ultime novità. E allora iniziamo subito il nostro viaggio, partiamo dall'Ariete. Un venerdì, quello di oggi, per voi più improntato alla ricerca interiore che al lavoro e alla vita sociale, ma se un collega vi chiede una mano vi mettete subito a disposizione. Anche in famiglia ognuno fa la propria vita alla fin fine, ma al momento del bisogno la coesione si riafferma. Toro, Luna e Venere sono entrambe armoniche al segno, quindi una bella compagnia per uscire, una chiacchierata in serata condividendo ideali, progetti e qualche follia. Con i colleghi siete tutti nella stessa barca, perciò fate fronte unito e se c'è da battagliare non vi tirate indietro. Gemelli, valutate ogni nuovo progetto al lume della ragione e se ritenete che sia ancora valido non arrestatevi davanti alle piccole difficoltà. Stranamente oggi non è di stimoli esterni che avete bisogno, ma di introspezione e di silenzio. Cancro, nelle trattative pugno di ferro con guanto di velluto, ogni tanto lanciate la battuta di spirito che distrae l'interlocutore portandovi in vantaggio. Bene i contatti con l'estero, ma solo se padroneggiate la lingua, in caso contrario qualcuno tenterà di approfittarsene. Leone, il sole in quadratura vi fa riflettere in giornata, ma tutto ciò che pensate lo tenete per voi. Contrariamente al solito, oggi non siete in vena di chiacchiere. Tutto in stand-by anche in amore. Lavorate di fantasia, ma sul piano pratico siete lupi, anzi leoni solitari. Vergine, in amore è inutile sprecare energie cercando di razionalizzare, anche se si tratta di un rapporto complesso vale la pena viverlo fino in fondo. Una lunga passeggiata vi farà bene nel vostro tempo libero, il contatto con la natura avrà infatti un effetto benefico anche sul vostro umore. Amici della bilancia, nutrite qualche dubbio in merito a un affare, ma non per questo getterete la spugna, trovate piuttosto un accordo che preveda maggiori garanzie. Prendete le vostre decisioni senza lasciarvi influenzare troppo dalle opinioni e dalle aspettative degli altri. Scorpione, splendida giornata per voi con tutti gli astri a favore che amplificano le vostre emozioni. Poche parole quindi, ma tanto amore. Oggi si fa il bagno nel sentimento. Attività creative in più di ottimo livello. Musica, pittura o fotografia diventano i migliori canali espressivi, almeno per voi. Sagittario, logica e intuito oggi funzionano a mezzo servizio e se le stelle non vi mettessero dei veti spendereste a piene mani anche senza rifletterci su. Al centro della scena casa e famiglia, col suo intreccio di vicende, affetti, problematiche e soprattutto spese. Capricorno, oggi prenderete atto di aver bisogno degli altri almeno quanto gli altri hanno bisogno di voi. Dalla collaborazione infatti nascono idee e progetti interessanti. Cultura o musica sono le vostre scelte per la serata. L'occasione vi capita inaspettatamente, ma non declinate l'invito. Acquario, se avete un amore lontano lo sentite vicinissimo oggi. Chiudendo gli occhi ve lo vedete davanti con le sue espressioni tipiche e i suoi modi così speciali. Momenti di nostalgia quindi, ma vi riprendete subito. Siete degli acquari insomma, qualcosa sta per cambiare in più, ve lo sentite a pelle. E chiudiamo infine con i pesci. Giornata questo venerdì in piacevole compagnia della luna nel segno, ideale per realizzare grandi e piccoli desideri e dare una bella mano di smalto ai rapporti. Ancora un po' incerti tra amicizia e amore, ma è arrivato il momento anche per voi di prendere una decisione. Ed è tutto quindi in quanto a novità dalle nostre stelle del giorno. Noi ci risentiamo nei prossimi appuntamenti. Intanto a tutti una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0